Ciao Putei, ciao Putei. E nonno vi conta, qua assieme al Papa Orso e il Piccoetto Orso. E la storia di Ancuo, a se i generai dei topi, che sarebbero i sorsetti. Esercito dei gatti, coraggio! E che esclamò il generale dei gatti. E i nostri nemici ise qua per essere sconfitti un'altra volta. E i gatti, soldati obbedienti e anche disciplinati, si scagliò contro l'esercito dei topi, ciò, i quali si dà a una fuga precipitosa e ga cercà scampo in quei busi del pavimento, quei che ga trovà, chi sotto mobile basso, chi su pa muro, aggrappandosi ai fili a luce, dappertutto si scampai. E la sconfitta ciò era grande. I sorsi che aveva lasciato molti dei suoi compagni sul campo di battaglia e fra le onge anche dei gatti. Gli era necessario provvedere qua, perché se la battaglia si rinnovava un'altra volta e doveva prepararsi a sostenere l'attacco, non poteva perdere un'altra volta. E ora la ciapà parola è più anziano dei sorsi. Fradei miei, e dice con voce tremante dall'emozione e anche dalla paura. Ancora una volta siamo stati sconfitti. E perché siamo stati sconfitti? Proprio noi altri che erimo i più numerosi dei nostri nemici? E ciò, perché i gatti più grossi di noi altri gadito un topoin piccolo e giovane che si era battuto con grande coraggio, ciò. Anche questo è vero, è gadito il topo più vecchio. Ma mi credo che sia anche un'altra ragione. E qua poi è essa? Dimmi qua, gli ha domandato in parecchi sorsi guardandosi tutto attorno. Noi altri siamo sempre stati sconfitti dai gatti. E perché il nostro esercito è non dei capi che comanda, e anche perché al momento buono non avevamo nessuno che ne faccia coraggio e dir di resistere al nemico che ne salta addosso. Se è vero, hai ragione, gli ha detto in coro parecchie voci della grande assemblea dei sorsi. E va bene, sarà che nominiamo dei generali anche noi altri? Continuò il topo più saggio. E quando che avremo dei generali, che avremo anche qualcuno a cui obbedire, e fin d'ora siamo stati tutti qua pronti a promettere che obbediremo ai nostri capi e anche con molta fedeltà. Ma come facciamo a riconoscere i nostri generali? Saltò su ancora uno a dire, un bel topolino che gli era anche coraggioso. Ecco, sto quasi il problema. Noi altri siamo tutti uguali e sarebbe difficile riconoscere i sorsi soldati dai sorsi generali. Mica pensare tanto, e mi pare che la cosa migliore sia che i sorsi generali si metta qualcosa in testa per farsi conoscere. Una piuma, per esempio, un paio di corna, così, tanto per farsi vedere. E così si vedrebbe subito in mezzo a noi altri e anche agli altri chi che dà gli ordini. E ciò, come chi ha pensato, chi ha anche fatto. E il popolo dei sorsi si è disperso in cerca di piume, di corni. In breve ciò ne ha fatto su un bel numero. Resta scelti quei più valorosi, i sorsi più anziani, e ai più vecchi che ha messo sulla testa un paio di corni e quei che erano i generali e a quei un po' più giovani un certo numero di penne tutte pitturai e era capitani sti qua. Dopo che si sta mandava un'ambasciata all'esercito dei gatti per avvertirli che i sorsi erano pronti a riprendere la guerra un'altra volta. Ma quando è che la battaglia si è scoppiata di nuovo, i gatti e i sorsi si trovano un'altra volta di fronte sul campo di battaglia
e robe e se andai ancora male anche un'altra volta, sempre per i poveri sorsi. I generali e anche i capitani gli si è dato un bel da fare per impartire ordini di qua, incitare i compagni di là, ma i gatti non aveva niente da fare, gli era più forti, più grossi e soprattutto più organizzati. I gatti si riuscì a formare quasi un muro, mettendosi uno vicino a che altro e anche un muro alto in confronto dei topi che erano piccoli e tutti pieni di paura. E così compatti i gatti avanzati minacciosi a fare la battaglia, pronti a dare delle zampaie terribili con onge che aveva fuori dei dei. All'esercito dei sorsi non resta altro che darsi ancora una volta alla fuga. E i topolini, i sorsetti che erano soldati e che non aveva niente sulla testa, così i potesto di nuovo trovare scampo nei busi del pavimento, sotto i mobili, ma i comandanti che avevano appena in testa e i generali coi corni non si riuscì neanche a andare via in fretta. E così i stati tutti ciapai dai gatti che li inseguì e tutti sono morti miseramente. Se è proprio vero è che ha commentato un sorsetto più giovane e era anche coraggioso che si era riuscito a cavarsi. Quando è che un popolo è in pericolo e appeso, lascia sempre chi che comanda. Il era creduto da darsi importanza con quei peni e quei corni sulla testa e invece sta proprio qui a causa della loro morte. Ciao Pitei, alla prossima!